La musica è uno strumento potentissimo. Cosa riesce a trasmettere secondo lei e cosa potrebbe trasmettere anche ai giovani? È un veicolo di comunicazione straordinario, d'altra parte è sempre stata la base della mia vita. Per esempio, io da molti anni mi interesso di malattie rare perché ho un figlio affetto da malattia rara e quando vado a fare congressi in giro per il mondo a parlare con i genitori io sempre canto e sempre uso la musica perché un papà che canta è un papà felice e questo è già un messaggio che va lanciato. Quindi la musica è straordinaria perché esalta tutti i messaggi che si devono mandare. Questa sera lei è qui a presentare il suo nuovo album di inediti. E molti pezzi messi nel cassetto da anni e questa sera presentati ufficialmente al pubblico. Questa sera è la presentazione del mio primo vero CD personale. Io ne ho pubblicati un numero impressionante tra i Belumat e musica classica perché ho fatto 20 anni come tenore lirico in musica barocca, però di canzoni mie personali questo è veramente il primo. È un po' un diario, c'è chi scrive poesie e chi scrive canzoni, solo che molte me le ero dimenticate in un cassetto e quindi questa sera si ascolteranno canzoni da quando ho incontrato l'amorosa nel 65 che poi è diventata mia moglie a oggi e quindi sarà una sorpresa un po' per tutti perché sono tutti inediti. Il rapporto che avevamo una volta sulla musica era diverso, una volta ci si trovava in compagnia a cantare assieme e era un gusto cantare, adesso il giovane si isola e ascolta con l'iPod, questa è una gran differenza, mentre noi si creava e si partecipava, eravamo noi gli attori, adesso la gente guarda la televisione e ascolta, non interagisce, non è protagonista. Il mio invito ai giovani è: prendete in mano una chitarra, suonate e quando vi trovate con gli amici cantate e siate voi i protagonisti perché la musica è la voce del cuore e la voce dell'anima. Saluto gli ascoltatori di Vivi TV con grande affetto, con grande simpatia e speriamo di vederci presto.